Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Le ferie sono finite, le vacanze sono finite per tutti. Ben ritrovati. Iniziamo questo culto con due versetti dal Vangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 23 e versetto 24. Tutti conosciamo questi versetti, no? Spesso abbiamo letto e sentito questi versetti e anche ascoltato qualche predicazione. E dice: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Non importa quanto siamo diligenti nelle pratiche esteriori, no? Per esempio nella preghiera costante, nella lettura biblica, nella presenza agli eventi, ma la parola dice che bisogna svolgere una vita spirituale, una vita spirituale normale, che implica vivere al cospetto di Dio. Una comunione pratica di ogni singolo credente è completamente finalizzata a ottenere il progresso nella vita, nel senso che la nostra comunione con Dio deve portare frutti anche nella vita pratica. Questo significa lodare Dio in spirito e verità, ma lodare Dio in spirito e verità bisogna anche desiderare tutto questo. Come dice questo canto: desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te. Questo significa anche lodare Dio in spirito e verità. Il nostro culto non è una routine, il nostro culto non è un habitué, il nostro culto è qualcosa che desideriamo e sentiamo nel nostro cuore. Amen. Desidero. Lo facciamo in piedi, così ci svegliamo, tanto siamo riposati, pieni di forze, perché abbiamo fatto tutti, bene o male, delle vacanze. Desidero onorarti.
grande Dio. Canta con noi, che Dio è grande. Signore, desideriamo, Signore, lodare Te. Signore, desideriamo onorarti. Signore, noi desideriamo piacere solo a Te e non all'uomo. Tu sei il nostro Dio grande, sei il nostro Dio misericordioso, Signore. Grazie per la protezione che ci doni. Grazie per il culto in libertà che abbiamo oggi, Signore. Abbiamo questo privilegio. Possa Tu benedire il proseguo del culto. Possa Tu benedire i fratelli presenti e le sorelle presenti. Possa Tu benedire chi è a casa, Signore. Chi sta soffrendo in un letto in questo momento. Chi sta lottando con una malattia. Signore, ungilo con la Tua mano potente, Signore. Benedici la sua vita. Signore, fai che ci siano altri salvati oggi. Lode e gloria al Tuo santo nome. Amen. Amen. Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 4, dice così: affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Affinché la nostra vita deve essere immersa nei pensieri secondo lo Spirito, non secondo la carne. Anche questo significa lodare Dio in spirito e verità. Quando leggiamo la Bibbia, quando cantiamo gli inni, quando andiamo in chiesa, quando leggiamo i sermoni, i nostri cuori devono cercare queste due cose: la verità, la rivelazione e una terza cosa, l'illuminazione dello Spirito Santo, per contemplare la parola di Dio, per comprendere la parola di Dio. Allora dopo possiamo dire: Signore, questa canzone è per Te. Amen. Quando facciamo il ritornello ci alziamo in piedi. Non tornerò, perché in te ho
Sembra poco, no? La sola vera ragione per cui canto adesso, perché tu hai dato tuo figlio per me. Sembra poco, Invece è tantissimo. Filippesi capitolo 3, versetto 3. Perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto, per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, ancora questo. Questo concetto afferma ancora di più il commento sul brano precedente. Ogni credente deve comprendere di possedere questo sigillo. Infatti è la nostra circoncisione. Il nostro culto deve essere guidato dallo Spirito, il nostro vanto solo in Gesù. E spazziamo via la carne. E per questo vogliamo dire a Dio: tu sei il mondo mio, ma prima di cantare questo canto, lo facciamo in preghiera. Come puoi dire in questo momento al Signore? Oppure cosa vuoi dire al Signore? È veramente il tuo mondo? Se è il tuo mondo, prega con noi. Prego. Padre nostro, Dio nostro, ti ringraziamo perché tu ci hai insegnato, quando ti abbiamo conosciuto abbiamo ricominciato a respirare, abbiamo ricominciato a vivere, Signore. Grazie per questo momento, per quel momento che ha cambiato radicalmente la nostra vita, e ti preghiamo che noi possiamo fare di te il centro della nostra vita ogni giorno, dei tuoi scopi, i nostri scopi, dei tuoi desideri, i nostri desideri, e dei tuoi pensieri, i nostri pensieri, per quanto possibile a noi come esseri umani. Sia gloria al tuo nome, grazie perché sei un Dio vivente, sei un Dio che parla. Amen. Amen. Signore, insegnaci ogni giorno a fare della nostra vita il tuo scopo, perché qualche volta ci distraiamo e facciamo dell'altro. E allora se è legittimo fare dell'altro, è vero, è giusto, è benedetto a te anche fare dell'altro, anche delle cose divertenti. Però, Signore, vogliamo mettere sempre te al primo posto. Ma per mettere sempre te al primo posto abbiamo bisogno del tuo aiuto, abbiamo bisogno della tua potenza, della potenza che viene attraverso il tuo Spirito, lo Spirito Santo, Signore, che vive in noi poi. Grazie, Signore, perché lo Spirito Santo vive in noi e ci guida. Ti preghiamo, Signore, perché lo Spirito Santo possa pienamente guidarci e noi non frapponiamo a Lui ostacoli, Signore. Ti preghiamo per questo, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Benedetto il tuo nome, Signore. Benedetto sei tu. Grazie, Padre. Grazie perché siamo nuove creature, siamo figli tuoi. Grazie per quel sacrificio che ha lavato i nostri colpi, i nostri peccati. Grazie perché vuoi ricevere questa mattina l'onore e l'adorazione che ti spettano, Signore, perché sei il nostro Dio, sei un Dio grande, un Dio vivente, un Dio vero, Signore, sei l'unico Dio, non c'è altro all'infuori di te, Signore. Ti benediciamo, ti adoriamo. Grazie, Padre, per il perdono ricevuto, grazie per la grazia che abbiamo avuto in Cristo, ma grazie per lo Spirito che abita in noi, e grazie perché tu sei in mezzo a noi e vuoi gioire con noi nel sentire labbra che confessano il tuo nome, che credono nel tuo nome, che vogliono fare la tua volontà, vogliono piacere a te. Ti benediciamo, Signore, ti adoriamo per Cristo Gesù. Amen. 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 Signore, quale magnificenza essere stati scelti da te, Padre Santo. Che meraviglia poter dire sì, siamo nel tuo mondo, Signore. Tu hai preso il tuo figlio e l'hai fisicamente messo sulla croce per proteggerci e farci avere un vero mondo, il mondo migliore, il mondo che tu hai fatto, il mondo che tu hai deciso di costruire. Tu sei l'unico in cui potremo sempre avere sicurezza di essere protetti. Tu sei fedele, misericordioso e non ci abbandonerai mai, e con questa fermezza e sicurezza di tutte le tue promesse noi siamo qui a lodarti, Padre Santo, col cuore in mano, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen. Amen.
Amen. O Padre mio, ti adoro, più di ogni altra cosa cerco, io voglio te, sei il mondo mio. Te nessun altro, o solo te. Apocalisse capitolo 14 versetto 7. Sapete, questo è un libro che non parla solo della fine del mondo, come tanti pensano, ma parla anche di adorazione e gloria al Signore. E dice questo versetto: egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Un altro concetto è il timore per Dio. Cosa significa? Significa avere il cuore pronto per offrire un culto serio al Signore, senza distrazioni, dando la giusta attenzione e la giusta intensità, perché bisogna dare anche la giusta intensità. Il culto è un'adorazione continua. Dobbiamo offrire una lode corretta al nostro Creatore. E quindi abbiamo visto tutta una serie di cose. Adorare Dio in spirito e verità, che significa una comunione pratica finalizzata a ottenere il progresso nella vita.
I nostri cuori devono cercare la verità e la rivelazione e l'illuminazione dello Spirito Santo. Il nostro culto deve essere guidato dallo Spirito e il nostro vanto solo in Gesù. E poi dobbiamo avere timore, il giusto timore per Dio. E così alla fine dei nostri tempi canteremo questo canto con tutti quelli che risorgeranno in Cristo Gesù. Questo canto si chiama Agnus Dei. Amen, che significa e così sia, e alleluia, sia lode al Signore. Signore, sia lode al tuo nome, Signore. Benedici, Signore, ancora il culto. Signore, guida tu il fratello Vito e le parole che hai messo nel suo cuore, Signore, l'insegnamento che ancora vuoi dare a noi nel proseguo di questo culto. Amen. Bene, buongiorno. Dunque, è il tempo in cui si ritorna al lavoro, perché il mese di settembre, per definizione, è il mese del rientro dalle ferie. E allora ho preparato una riflessione sul tema del lavoro. E come si può vedere anche dai titoli, se li avete già visti, ho intitolato questo mio pensiero la Carta Costituzionale del Lavoro secondo la parola di Dio, i 10 articoli costitutivi. Preghiamo prima di addentrarci nell'argomento. Alleluia, Signore, tu sei il Signore che regni nei secoli. Regna anche, Signore, di fronte a questa riflessione. Regna, Signore, di fronte alle parole che siano il risultato della scrittura e solo di questa, Signore. Ti preghiamo, Signore, per il racconto. Ti preghiamo, Signore, per l'ascolto. Ti chiediamo, Signore, di regnare ancora. E anzi ti lodiamo, Signore, perché tu regni nei secoli anche in questo momento. Nel nome potente di Gesù Cristo ti lodiamo. Amen. Amen. E annotavo con alcuni appunti che sì, io penso che tutti lo sappiate, l'articolo fondante un po' della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La Costituzione, il lavoro è un diritto, dovere, è espressione di dignità e di identità. Scrivevo questi appunti per prepararmi a questo ragionamento. Il lavoro è qualità di vita, è anche un bisogno, è una dimensione di essere individuo. Tramite il lavoro ci si identifica in un ruolo sociale, ci si qualifica e ci si forma. Il lavoro va difeso con coraggio, con autorevolezza. L'autorevolezza di chi conosce il senso di esso, l'urgenza di un'attività che non sia soltanto retribuzione, ma di più prova esistenziale, capacità risolutiva, utilità sociale. E allora molte volte la parola di Dio accenna al bene,
e anche ai limiti del lavoro, anche ai rischi del lavoro, perché ogni realtà della nostra vita presenta delle prerogative positive, ma può anche evidenziarne delle altre negative. Faremo riferimento oggi al lavoro e alla sua dignità e al tempo stesso metteremo in evidenza la secondarietà di esso davanti alla luminosità di una prospettiva che è quella di Dio, che va ben oltre. Il primo riferimento al lavoro, che potremmo forse impropriamente chiamare il primo articolo costitutivo, è leggibile in Matteo 20 dal versetto 1 al versetto 15. Voglio leggervi. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale sul far del giorno uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare alla sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'11ª, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'11ª ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò, nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Il brano si contestualizza, come vedete, nella giustizia retributiva di Dio. Ma a noi oggi deve indicare che il lavoro è un dovere al quale tutti sono chiamati indipendentemente da quando sono chiamati. I lavoratori debbono rispondere. Il secondo comandamento, secondo principio: nel lavoro vi sono i ruoli, vi è il padrone, vi sono i servi, anche l'organizzazione del lavoro è un lavoro. Avete osservato che il padrone molto presto esce per organizzare il lavoro, anche quello è un lavoro. E l'organizzatore del lavoro deve essere responsabile delle sue scelte. Dunque, la prima lezione è questa: il lavoro vuole, impone ruoli da rispettarsi, e in questo senso potremmo chiamarlo un primo e un secondo comandamento. Ma il vero e proprio secondo atto costitutivo lo troviamo nei Proverbi al capitolo 10 e al versetto numero 16. Il libro dei Proverbi ci ricorda che il guadagno del giusto per la vita, il salario dell'empio serve per il peccato. Il guadagno del giusto serve alla vita, il salario dell'empio serve per il peccato. Il principio afferma che il guadagno è corretto.
è giusto guadagnare, ma non abusare. Questo contesto, il guadagno, in altri testi si trova il lavoro in altre versioni. Quindi che cosa ci può insegnare questo principio? Che il guadagno onesto è un guadagno che spetta al lavoratore. È giusto dunque guadagnare, non esagerare, non esasperare. La speculazione nei prezzi non è cosa che all'Eterno aggrada. Noi ci troviamo in un momento in cui la pandemia ha innestato anche dei meccanismi di aumenti del prezzo, soprattutto nell'edilizia, approfittando di alcune leggi che voi conoscete molto bene. Ci sono stati degli aumenti spropositati di prezzi. Il lavoro è un'attività che va giustamente retribuita. I lavoratori hanno i loro diritti, esistono anche i sindacati dei lavoratori che giustamente difendono i lavoratori dagli abusi che possono esserci, ma anche i consumatori qualche volta possono subire degli abusi e il Signore ci dice nella sua parola che il giusto guadagno è ciò che deve caratterizzare l'attività lavorativa, il guadagno del giusto che serve alla vita. Un altro principio che ci porta a esaminare questo passo è che ci troviamo di fronte al lavoro come attività vera che deve essere svolta e non bisogna fare finta di lavorare. Chi lavora deve lavorare veramente, non deve fare finta. È possibile, soprattutto in certe attività lavorative, defilarsi e scappare a destra o a sinistra, e questo principio del giusto guadagno ci mette in evidenza che noi non dobbiamo assolutamente approfittare. Se colui che fa i prezzi non deve approfittare di noi, che siamo i compratori, noi compratori lavoratori non dobbiamo approfittare della buona volontà o della disponibilità di chi ci dà il lavoro, perché lo sappiamo che esistono dei settori in cui è abbastanza facile scappare, e quindi il messaggio della parola di Dio ci indica che scappare a destra o a sinistra diventa in un certo senso un ingiusto guadagno. Vi è un terzo principio sul quale possiamo andare a cercare la lettera agli Efesini dai versetti 5 a 9 del capitolo 6. Capitolo 6 dai versetti 5 a 9 dice questo il testo: servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio, di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore, e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche cosa, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Voi, padroni, agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo. Anche qui, ecco il testo che compare, anche qui ubbidite ai capi, potrebbe essere il primo sottoprincipio di questo percorso. Il primo sottoprincipio che ci induce a comprendere come dobbiamo
obbedire a coloro che sono in autorità nel mondo del lavoro. Ed è anche questa una cosa un po' difficile, perché qualche volta ci troviamo di fronte all'autorità nel mondo del lavoro che non agisce bene, che agisce scorrettamente, e dobbiamo stare attenti a questa parola, perché ci dice di ubbidire, non ci dice se è corretto, ci dice di ubbidire. E poi dobbiamo stare attenti a un'altra cosa, che noi molto spesso esseri umani siamo abbastanza critici sul lavoro e la direzione degli altri e meno sulla direzione nostra, e quindi qualche volta siamo molto critici nei confronti della direzione, dell'amministrazione, ma forse anche noi dobbiamo rivedere qualcosa, forse ha ragione la direzione, ubbidire ai capi, come a Cristo. E qui c'è una responsabilità molto forte per chi ubbidisce, perché il secondo sottoprincipio mi dice che io devo ubbidire a questi padroni come se mi trovassi di fronte a Cristo. E è una sfida ben forte, perché noi che siamo carnali, abbiamo di fronte delle figure, delle persone carnali, facciamo fatica a capire che queste persone in un certo senso rappresentano Cristo. Ma vi è un terzo principio che è ancora, mette ancora più il coltello nella piaga delle nostre giustificazioni, non per essere visti. Molte volte noi facciamo le cose perché vogliamo mettere in evidenza la nostra professionalità, la nostra qualità, abbiamo anche ragione di mostrare quello che sappiamo fare, ma qualche volta la preoccupazione è più quella di essere visti, è più quella di far finta di essere più bravi di quello che siamo, che non quella di realizzare veramente un prodotto o offrire un servizio. Non per essere visti. Potrebbe il titolare, il direttore, il presidente del consiglio di amministrazione, metteteci chi volete, non accorgersi, ma il Signore si accorge di come facciamo il lavoro. Non per essere visti, ma a Dio, il quarto principio. Noi stiamo servendo Dio con il nostro lavoro e Dio si accorge e Dio ci guarda. Il principio numero 5 ci parla di una ricompensa. Certamente noi siamo retribuiti per quello che facciamo, ma la ricompensa ce la dà anche Dio. Dio ricompensa l'uomo, e questa è una cosa alla quale io non avevo mai pensato. Dio ricompensa l'uomo per il suo lavoro. Pensa, tu che lavori in una fabbrica, tu che lavori a scuola, sei ricompensato da Dio per il lavoro che tu fai. E quindi devi essere massimamente responsabile di fronte al tuo lavoro per meritarti la ricompensa. E il sesto sottoprincipio sostiene che Dio è capo di tutti. E non è il presidente del consiglio di amministrazione, non è il direttore, non è il preside, non è il dirigente scolastico, chiamatelo come volete, il capo di tutti è Dio. La reciprocità dell'equilibrio viene dalla seconda parte della lettura che abbiamo fatto. Padroni allo stesso modo, non voi siete i padroni e quindi avete diritto di, ma allo stesso modo i padroni debbono, sotto principio numero 1, nella stessa maniera, sotto principio 2, senza minacce. Non devo aspettare che il padrone mi minacci di licenziamento e io, padrone, non devo minacciare di licenziamento, non devo essere sottile, perché non occorre minacciare di licenziamento. Si può essere anche molto sottili nei confronti dei nostri sottoposti ed essere incisivi in maniera negativa. Nessuna minaccia. Il terzo principio è quello che noi ben conosciamo, che non occorrerebbe nemmeno nominare. Dio ti vede. Dio ti vede mentre stai facendo tutto questo.
se tu sei colui che ha sottoposti alcuni lavoratori, sappi che devi comportarti come loro, essere onesto come loro, essere attento come loro, diligente, eccetera. Sappi che Dio ti vede mentre tu stai lavorando. Sappi che Dio è il Signore di tutti, è Lui il padrone di tutte le fabbriche, ed è un altro principio che facciamo fatica a comprendere, ma noi ci troviamo di fronte a un Signore che è veramente il Signore del cielo, della terra, dei mari e di tutto ciò che sta in essi. Non è un modo di dire, quindi Lui è il padrone di tutte le fabbriche che ci sono. Dio, quinto sottoprincipio, non fa favoritismi. Dio non va avanti per simpatia. Dio non ti considera particolarmente simpatico perché frequenti l'assemblea di Udine. E allora, siccome io frequento la chiesa evangelica, quasi quasi ho un diritto in più rispetto agli altri lavoratori del mio settore. Dio non fa favoritismi, non hai nessun diritto in più. Il diritto che hai avuto è stato quello di diventare figlio di Dio nel momento in cui ti sei pentito dei tuoi peccati, e chi non si pente dei suoi peccati non è figlio di Dio. Lasciate che quelli di fuori continuino a dire che sono tutti figli di Dio. Non è vero che sono tutti figli di Dio, sono figli di Dio soltanto coloro che si sono pentiti dei loro peccati e che hanno affidato la loro vita a Gesù Cristo. E quindi, anche se sei figlio di Dio, Dio non fa favoritismi e non ti dice: hai ragione, tanto siamo degli amici speciali e se tu fai qualcosa che non va, beh, insomma, via, poteva succedere, siamo degli amici speciali. Dio non fa favoritismo e fa eco a questa affermazione quella di Proverbi, capitolo 18, versetto 9: colui che è stato sfaticato nel suo lavoro è fratello del dissipatore. Pensate un po' che responsabilità. Colui che fa il furbo è come se dissipasse. Dissipare è una parola terribile, è una voce verbale che vuol dire proprio buttar via, gettare nella spazzatura, perdere, smarrire. Dissipare vuol dire buttare tutto a mare. E colui che è sfaticato nel suo lavoro giovanotti, ho una brutta notizia per voi: anche colui che è sfaticato nello studio è un dissipatore. E sappiamolo perché siamo responsabili di queste cose, anche se siamo molto attenti e diligenti nel venire a seguire i nostri genitori nel culto domenicale. Se noi non facciamo bene il nostro lavoro, noi siamo dei dissipatori. Lo sfaticato, cioè c'è mi pare un termine dialettale linguistico, mi correggo, napoletano, che indica che lo sfaticato è il furbo, no? E sa ben lui come fare a mettersi negli angoli perché non lo vedano. Colui che elude la fatica, perché il lavoro comunque è fatica, è fratello del dissipatore. E il fratello del dissipatore è colui che dissipa insieme a lui. Il quarto principio che ci porta all'interno dei Proverbi, sempre al versetto 18 del capitolo 31, se possiamo farlo comparire, 31-18: abbi coscienza del tuo buon lavoro. E c'è un versetto che ci riporta alla donna saggia, Proverbi 31, e il versetto dice questo: sente che il suo lavoro rende bene. La donna saggia sente che il suo lavoro
rende bene, questo è il versetto. La donna saggia si accorge, ma potremmo dire l'uomo saggio è la stessa cosa, che il suo lavoro, che il lavoro suo di lei rende bene. La donna saggia ha la consapevolezza, ha la coscienza che il suo buon lavoro rende bene. Nessun vanto, ma anche no alla falsa umiltà. E insomma, ho fatto meglio che ho potuto. No, hai fatto bene e puoi dirlo come atto di coscienza e di consapevolezza, non di vanto. E questo principio può essere letto alla luce di quello che è un successivo ragionamento, che noi questa volta lo troviamo nel Deuteronomio, al capitolo 8, al versetto 17. Ascoltate come le due cose sono assolutamente collegabili. Guardati. Dunque, dal dire in cuor tuo, la mia forza e la mia potenza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Deuteronomio 8,17. Guardati dal dire, guarda che bravo che sono. Allora, avere consapevolezza, vedere che il mio lavoro è buono, e posso anche dirlo. E aggiungo, grazie a Dio, perché il mio lavoro è stato buono. Io penso che tutti noi ci siamo accorti che dopo la conversione la nostra attività lavorativa è migliorata. Io mi sono accorto che ero molto più incisivo, più intenso a scuola, dopo che avevo scelto di camminare con Cristo. E questo non è un vanto, se non detto in maniera scherzosa. Io qualche volta ho detto a scuola ai miei allievi che ogni tanto erano in vena di complimenti, lei è il migliore del Marinoni, non sottovalutarmi, io sono il migliore delle galassie. Allora, se lo diciamo per scherzo, e sia ben chiaro che deve emergere come scherzo, lo possiamo fare, ma non diciamo mai sono il più bravo, intanto perché non è vero, e quindi mentiamo, e poi perché è inopportuno, perché Dio non vuole che tu dica la mia forza, la mia potenza, la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze, che non sono tanto le ricchezze che tu hai, la piscina con tutti i dollari lì come Paperon dei Paperoni che si tuffava a nuotare nella piscina, non sono quelle le ricchezze, sono anche quelle ricchezze che sono quelle che ti fanno essere colui che si vanta di certe situazioni. Non è la tua forza, non è la potenza della tua mano che ti ha fatto essere un bravo lavoratore e che ti ha dato ricchezze, è la potenza di Dio e devi riconoscerlo. Articolo 6 della Costituzione. Oggi puoi lavorare, riscatta il tuo tempo. Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 10. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, perché nel soggiorno dei morti, dove tu vai, non c'è più lavoro. Nel soggiorno dei morti non c'è più lavoro. E guardate che cosa è scritto. Dove tu vai? Beh, in realtà noi dove stiamo andando? Siamo in una sala, tra mezz'ora andiamo a casa, abbiamo già progettato forse un pomeriggio, perché noi siamo coloro che progettano, ma Dio che progetta di tutti e per tutti, ti dice, tu vai verso il soggiorno dei morti e quando sarai nel soggiorno dei morti non potrai più lavorare, devi fare adesso il tuo dovere, non dopo, nel soggiorno dei morti dove tu vai, dove tutti stiamo andando, anche se noi tutti
sappiamo o crediamo di poter avere ancora molti anni di vita e forse vogliamo anche avere molti anni di vita per completare alcuni progetti che abbiamo, per rimanere in questa carnalità. Però dobbiamo essere coscienti che andiamo verso un altro soggiorno, verso il soggiorno dei morti, dove il lavoro non c'è più. Settimo principio costituente: il lavoro si impara da giovani. E qui siamo nella lettera di Tito, al capitolo 2, al versetto numero 5. Le giovani siano date ai lavori domestici, siano diligenti. Non si comprenda una cosa per un'altra. Vi racconto un allegro episodio. Dovete sapere che 3 su 4 della famiglia Cosolo condividono con me una passione sportiva, quella per il basket. Io non so se loro c'erano in quella domenica o mercoledì di luglio, perché se ci fossero stati, siccome c'era un pubblico assolutamente limitato, avrebbero sentito una battuta che si è alzata alta nel Palasport. Dovete sapere che da qualche anno anche gli arbitri donna entrano a lavorare, a fare il lavoro a fare gli arbitri. E c'era una signorina arbitro che aveva fischiato un fallo contro la squadra di Udine. E noi che siamo sugli spalti qualche volta crediamo di vedere meglio di lui che a 2 metri, e questo fa parte un po' del gioco. E un signore si è alzato in piedi e nel silenzio quasi assoluto, perché c'erano veramente poche persone nel Palasport, le ha gridato: "Va a lavare Massarie!", ricordandosi poi che l'arbitro non è friulano, perché quando 2 squadre giocano l'arbitro è né della città rappresentativa di quella squadra né dell'altra, si è sentito il dovere di tradurre: "Vai a lavare i piatti!". E questa voce si è sentita talmente fortemente nel palazzo che io, che conosco un po' la struttura, vi assicuro che la signora arbitro ha sentito molto bene, ma soprattutto hanno sentito molto bene alcune signore e signorine, pochissime, che erano lì accanto e che hanno preso le difese della collega femmina. Ecco, soliti uomini, ci volete soltanto a pulire le vostre cragne, e così è venuta fuori una piccola polemica sugli spalti. È stato un siparietto molto divertente. Vi racconto questo episodio per dirvi, non soltanto per allietarvi per un minuto, ma per dirvi che non è questo il senso della parola di Dio. Le giovani siano date ai lavori domestici non vuol dire va a lavare le massarie, vai a lavare i piatti, non è questo. Vuol dire che i giovani e le giovani devono imparare da giovani a fare le cose, perché si impara sempre quando è la stagione giusta per imparare. Provate a pensare che uno si trova a 40 anni senza aver fatto nulla, a 30 anni senza aver fatto nulla. Qual è la responsabilità di noi che siamo più grandi e che abbiamo i figli? Di insegnare loro a lavorare, di insegnare alle giovani, ma è scritto alle giovani, ma ci siamo capiti molto bene, l'apostolo non vuol dire soltanto alle ragazze, ai giovani che devono darsi al lavoro, sì, domestico in quel caso. Se avesse parlato in altro contesto avrebbe detto a fare le impiegate, a studiare la dattilografia, avrebbero detto 30 anni fa, sì, anche più. E quindi la diligenza si impara da giovani. Servire in casa è la prima palestra, dato che parlavo di palestre, è la prima palestra dove si impara a lavorare. Quando lavoro un altro principio, posso parlare con Dio. E io mi ricordo di un brano che abbiamo affrontato nelle settimane scorse, è la storia di Gedeone, che lavora
e cerca di nascondere il grano nello strettoio, vi ricordate? E Gedeone lavora, sì, certo, lui ha l'apparizione dell'angelo dell'Eterno, però lui mentre sta lavorando sta pensando: Signore, perché ci succede tutto questo? I Madianiti arrivano, distruggono tutto quello che loro raccolgono, gli israeliti sono in una grave crisi economica perché i Madianiti distruggono tutto. Signore, perché mi succede tutto questo? Quando tu lavori puoi parlare con il Signore. Quando tu sei in macchina per raggiungere il posto di lavoro, tu lavori, perché lavori per raggiungere il posto di lavoro e tu puoi pregare il Signore, controllando naturalmente quello che stai facendo al volante, però il pensiero a Dio può esserci mentre tu scoppi a terra, mentre tu lavori col computer. Questo non vuol dire che dobbiamo deconcentrarci, vuol dire che il pensiero che noi rivolgiamo verso il Signore è un pensiero H24, cioè noi in realtà, come dice il salmista, di giorno e di notte possiamo e dobbiamo pensare a Dio. Quando noi lavoriamo possiamo pensare a Dio, come fece Gedeone, che stava cercando di nascondere il grano perché glielo rubavano, glielo devastavano tutti, mentre lavorava diceva: Signore, dove sei? Dammi una mano, perché io con questo lavoro non ne vengo fuori. Dammi una mano, perché io questi atteggiamenti del proprietario della fabbrica, del direttore o del mio sottoposto non li capisco proprio. Signore, dammi una mano, dammi pazienza, dammi saggezza, perché non devo neanche dire va bene tutto. Non sono soggetto al rullo compressore, tutti mi passano sopra e io come rullato devo approfittare della mia fede per accettare tutto. No, devo approfittare della mia fede per far valere i miei diritti, esercitare i miei doveri, ma chiedere soprattutto l'aiuto a Dio che mi dia una mano, perché in questa situazione veramente è un lavoro così difficile che non ce la faccio più. Un principio ancora, sono arrivato al numero 9, lavorare nella speranza, non affatica. I giovani si affaticano, Isaia 40, 28-31. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano al volo come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Quelli che sperano nel Signore. Chi lavora nella speranza non si affatica. Certo, potrai avere anche un po' di fatica fisica alla fine del tuo lavoro, ma tu stai lavorando nella speranza del Signore. Non dire mai che sei affaticato, stremato, che non ce la fai più, perché il Signore ti dà la forza che dà alle aquile che corrono e non si affaticano. I giovani si affaticano e si stancano, ma quelli che sperano nel Signore sono in un certo senso sempre giovani. E il comandamento numero 10 o l'articolo costitutivo del lavoro numero 10 lo troviamo in Deuteronomio e lo troviamo al capitolo 5 tra i versetti 12 e 15 ed è un atto costitutivo del quale dobbiamo avere assoluta percezione e ferma consapevolezza, anche se stiamo parlando dell'antico patto, anche se Gesù ci libera dalle leggi strette dell'antico patto, ma dalle leggi strette, non dai principi. Leggo, osserva il giorno del riposo per santificarlo, come il Signore il tuo Dio ti ha comandato. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno di riposo
consacralo al Signore, Dio tuo, non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio teso, perché il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Ed è indubbiamente questo un passo che può mettere in crisi molto, poco, moltissimo. Il Signore ci dice che il giorno del riposo è un giorno da consacrare a Dio, consacralo a Dio. Ora, certamente noi dobbiamo essere attenti a non prendere alla lettera strettissima questo discorso, perché altrimenti oggi nell'ospedale di Udine o di La Spezia languiranno dei malati perché non ci sarà nessuno che li assiste. Quindi noi dobbiamo avere anche la consapevolezza che ci sono delle attività che non possono fermarsi, neanche di domenica. Ma non stiamo parlando dello stillicidio dei supermercati, sempre aperti, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Che vanto! Il nostro supermercato XY è sempre aperto, anche di domenica. Che bravi che siamo! Dalle 8 di mattina, mi pare il 9, fino alle 8 di sera. Noi saremo qui, ci daremo i turni. Abbiamo una società che non consacra niente a Dio ed è per questo che noi dobbiamo tenere duro e consacrare. Ora, questo non vuol dire che noi non possiamo anche fare qualche cosa, perché se il mio bue non mi porta qui in sala, io devo venire a piedi, allora il lavoro non lo fa lui, ma lo faccio io, perché comunque devo fare la camminata. E quindi non dobbiamo essere nemmeno estremizzati al punto tale che allora io non faccio neanche da mangiare oggi, perché devo consacrare all'Eterno tutto il tempo. Si parla di consacrare la giornata e abbiamo visto che si consacra anche il lavoro. Quindi noi abbiamo il dovere di mettere al primo posto, io lo leggo così e voi naturalmente lo leggete come desiderate e come il Signore vi sta insegnando. Correggo il desiderate, come il Signore vi sta insegnando. Noi abbiamo un dovere domenicale di mettere Dio al primo posto e questo significa rinunciare a delle cose, rinunciare anche al riposo, ma rinunciare anche a dei lavori retribuiti che potremmo fare, perché noi tutti potremmo trovare occasione per fare dei lavori retribuiti e questo è il primo posto. Io mi rendo conto che naturalmente vi sono delle attività di servizio che sono attività che non possono fermarsi. Io non faccio l'esame di coscienza a nessuno perché ne ho già abbastanza quando lo faccio per me stesso. Però noi sappiamo dalla parola di Dio che il giorno del Signore va consacrato a Lui. E quando il giorno del Signore va consacrato a Lui, ognuno lo legga come crede sia più corretto. Io lo rilego dal testo perché è inutile qualsiasi commento se non quello che viene dal profondo della nostra coscienza. Osserva il giorno del riposo per santificarlo, come il Signore il tuo Dio ti ha comandato.
lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno di riposo. Consacralo al Signore, Dio tuo, non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e la tua serva riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore il tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso, perché il Signore, il tuo Dio, ti ordina di consacrare il giorno del riposo. Ci lasciamo con questa riflessione, perché ognuno ha la propria consapevolezza di fronte a quello che è il proprio lavoro, la propria attività, la propria vita. Ognuno ha le sue responsabilità anche di fronte alla propria vita. Nessun estremismo, ma nessuna sottovalutazione di quello che dice la parola di Dio. Ripeto, nessun estremismo, ma nessuna sottovalutazione. E il Signore ci insegni soprattutto ad essere dei lavoratori che rispettano tutte queste regole, compreso il riposo, che rispettano l'amore che dobbiamo avere H24 per il Signore. Preghiamo. Signore, noi siamo davanti a Te carichi di problemi, di responsabilità, anche di scelte che dobbiamo fare. Guida le nostre scelte, Signore. Guida le nostre scelte quando lavoriamo, quando studiamo. Quando io preparavo questo messaggio, Signore, io ti ho chiesto perdono per tutte le volte che non ho lavorato con diligenza, lo faccio ancora pubblicamente. Ti chiedo perdono, Signore, per tutte le volte che non sono stato diligente come dice la tua parola nei confronti del mio lavoro. E che qualche volta si lavora con fretta, qualche volta si lavora con superficialità. Sì, Signore, ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo mancato nei tuoi confronti. Ora, Signore, ti lodiamo perché tu ci fai sempre capire quali sono le nostre responsabilità, quali sono i nostri diritti, quali sono i nostri doveri. Tu sia benedetto, Signore. Tu sia benedetto per il lavoro che hai dato a ciascuno di noi. Io ti lodo e ti ringrazio per il lavoro che hai dato a me, Signore. Grazie, Signore. Anche se qualche volta non l'ho meritato, come tu sai. Amen. Bene, impariamo a consacrare di più il nostro tempo al Signore, anche quando siamo a riposo, anche quando siamo in ferie, perché è giusto dare la giusta importanza, scusate il giro di parole, al nostro Signore e al nostro Dio. Questo abbiamo imparato. Ecco, approfitto per salutare chi è in uno stato di malattia o non sta bene ed è a casa. Approfitto per salutare chi è ancora in vacanza, approfitto per salutare coloro che sono in diretta, che ci stanno seguendo, se c'è qualcuno di nuovo. Ci sono dei numeri di telefono, puoi chiamare, puoi venire a trovarci, siamo qui in chiesa che ti aspettiamo. Ma prima di lasciarci, canta con noi questo canto, Meraviglioso sei.